Siamo giunti alla terza corsa dall'Arcoveggio, confronto ancora riservato a 3 anni. Non corrono Comando Tore e Celeste Gar già non partente. Lo schieramento: Corazon Font, Chris Jack, Caddy Pan, Capitan Spritz, Camelot Call in prima fila, Caster dei Greppi, Centauro Pel, Karim, Cashflower, Very Nice, Cortes dei Greppi, Cubo del Duomo in seconda, Chopin Griff in terza. Passa favorito Capitan Spritz in chiusura, macchina che accelera. L'errore intanto di Chris Jack, mentre si avvantaggiano Corazon Font e Capitan Spritz. Numero 2, Chris Jack, squalificato. Capitan Spritz largamente in vantaggio già a metà della prima piegata. Squalificato. Guida dopo i primi 200 di gara completati in 15:1. Gli altri nettamente più discosti. Ci sono state diverse rotture. Numero 7, Caster dei Greppi. La squalifica anche per Caster dei Greppi. Intanto in seconda posizione ci sembra filtrato Centauro Pel, se non andiamo errati. Poi abbiamo visto anche Cortes dei Greppi. Ancora Caddy Pan, via via tutti gli altri, ma il gruppo è sgranatissimo, condotto sempre da Capitan Spritz, che completa i 600 in 46,5. Seconda posizione per il numero 8, Centauro Pel, poi Cortes dei Greppi. Questi tre hanno preso netto margine di vantaggio dal resto del gruppo, che è capeggiato da Karim. Poi ancora Camelot Call e via via gli altri, ma sono molto distanti. Intanto i primi 800 in 1,17, il chilometro che sta per essere coperto nell'ordine del 1,17 secco da parte di Capitan Spritz. Rimane comunque Centauro Pel nella sua scia e più indietro Cortes dei Greppi. Squalificato. Centauro Pel è proprio in scia ora al battistrada, che si getta improvvisamente di galoppo. Numero 4, Capitan Spritz, e così finisce squalificato. Altra occasione persa per questo Capitan Spritz, che era nettamente in vantaggio. Ora così Centauro Pel in testa a 200 dalla conclusione, si distacca in avanti Centauro Pel con Maurizio Visco, e in retta d'arrivo amplia il proprio vantaggio, viene a concludere netto dominatore di questa corsa Centauro Pel. Maurizio Visco, secondo posto per il numero 11 Cortes dei Greppi, al terzo Karim. Questo è l'ordine d'arrivo della terza corsa Arcoveggio, 1:16,1 ragguaglio conclusivo, ancora 30,1 a chiudere. Veramente una bella prestazione comunque questa di Centauro Pel, anche gratificata da un buon tempo al chilometro, appunto 1:16,1 con 30 a chiudere. Assegno dunque Centauro Pel in salchi e al training Maurizio Visco.